Ogni volta che apriamo un banchetto sono in centinaia le persone che ci raggiungono e vengono a firmare, ed è così anche a Venezia. Guardate, in pochissimi minuti abbiamo già superato le 100 firme, se va avanti così in giornata credo che raggiungeremo il migliaio di firme. Una folla in Ruga Rialto per firmare a favore del referendum per riaprire le case chiuse in Italia. Dopo l'adesione arrivata da decine di amministratori del Veneto, l'iniziativa del sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini approda a Venezia grazie al sostegno del consigliere UDC Marco Zuanic, che precisa di agire a titolo personale. Visto che l'amministrazione comunale ha dimostrato timidezza su questo tema, spiega: ci ho pensato io a chiedere le autorizzazioni per cominciare a raccogliere firme anche in laguna. Ci sono nelle strade decine e decine di donne che vengono violentate, drogate e buttate in strada come se fossero proprio carne da macello. Questa cosa deve finire, bisogna dare dignità alla donna, bisogna far sì che la donna, se decide di venire a far parte di una casa che adesso verrà magari, speriamo, aperta, deve essere una sua scelta. A firmare, secondo gli organizzatori dell'iniziativa, sono soprattutto le donne. Intendiamo superare vecchi pregiudizi per garantire innanzitutto dignità a chi esercita questo mestiere, spiegano, e secondariamente un flusso di denaro non irrilevante nelle casse dello Stato. È un'iniziativa di buon senso, un'iniziativa trasversale che non ha bandiere di partito, che è un'iniziativa che comincia proprio dagli amministratori locali e da tanti cittadini che sono stufi e esasperati di vedere la notte le prostitute sul terraglio e di vedere un fiume di denaro in nero che parte senza alcun tipo di tassazione.